Senza dubbio non avevano pensato alle conseguenze quando si sono messi a sparare in giardino da un balcone e uno di loro è rimasto gravemente ferito. 4 uomini denunciati, tra loro il 35enne di Pianezze colpito dal proiettile di una carabina sparato da un amico di 36 anni. Per lui, sottoposto a 2 delicati interventi chirurgici, i medici del San Bortolo di Vicenza non hanno ancora sciolto la prognosi. Tutto è accaduto a Marostica, in Valle San Floriano, nella proprietà di un'abitazione di via Sedea. 4 dei 5 amici presenti, quasi tutti cacciatori, tutti pressoché coetanei, avevano deciso di provare una carabina calibro 22 regolarmente detenuta, che uno di loro voleva acquistare. È stato posizionato in giardino un bersaglio e a turno si sono alternati a sparare dal terrazzo. Tutto è precipitato quando il 36enne interessato all'acquisto dell'arma l'ha caricata e, girandosi per assumere la posizione corretta per lo sparo, ha inavvertitamente premuto il grilletto. È partito un colpo che ha preso in pieno il 35enne di Pianezze, una profonda ferita all'addome. Subito in soccorso uno degli amici che l'ha accompagnato al San Bassiano. Da qui, viste le gravi condizioni in cui versava, è stato trasportato all'ospedale di Vicenza, dove si trova tutt'oggi ricoverato. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica e ascoltato i soggetti interessati. Il 36enne che ha ferito l'amico deve rispondere di lesioni personali colpose gravissime. Il proprietario dell'abitazione e della carabina di omessa custodia d'armi, mentre per entrambi e per gli altri 2 amici, compreso il residente di Pianezze ferito, è scattata la denuncia per esplosioni pericolose. Sequestrata la carabina calibro 22, relativi bossoli e la sagoma usata come bersaglio. Al proprietario del fucile sottoposti a ritiro cautelare anche una pistola Glock, un revolver e un fucile a 2 canne sovrapposto. Stessa operazione nei confronti dell'autore del ferimento del 35enne, cui venivano ritirate una scacciacani e una doppietta.